Esatto, con Sobia, capo in più. E tristezza. Ah? Tu che andare a sacca? Sì. Non neanche, non parli neanche Sobia. Anche in più da fare. A parte marcare Sobia. Noia. Aspetta, mi arriva. Le Elvis. Come Elvis? Ciao ragazzi, le cause di forza maggiore sono finite nella vasca biologica. Am so fin smagrà. Dai che è ora di andare in onda. Ah, sei ritorno di pista? Andiamo. Prima. Oh, fiori da Nico, Buonasera amici, bentornati. Ma manca di collega. Eccomi, ciao. Buonasera, ciao a tutti. Ho finito proprio adesso, guarda, basta, le cause di forza maggiore, io ya sa. La vasca biologica. Assente. Ma vai che siamo in onda, ciao amici, bentornati. Tutto nuovo qui va. Ma è vero, ma sarà tutto nuovo qua. Tutto nuovo. Che Basta forte. stare via una settimana, poi cambia tutto. Cosa succede domenica? Vediamo nel servizio. Ah, domenica è la festa della risurrezione del nostro Signore. Chissà come avrà passato gli ultimi giorni della sua vita nella nostra terra. Jesus, vieni un attimo per piacere. Cos'è che scrivo stasera sulla tua storia, qui sul Vangelo? I prossimi 3 giorni per me e 3 giorni di fuoco, caro mio. Sì, però ti assicuro, vieni Dminga che Dminga fa un festone, roba altri tempi. Scrivo subito. Scrivi. Scrivo, chissà se tra chi 2000 anni qualcuno gli sarà che roba che so di scrivere tutti i giorni. Ma a me più che altro bisogna sapere gli abitanti del comune Porto Togli cosa chi farà il giorno della mia festa. Ciao Alda, Ciao, come passerai la Pasqua? insieme ai miei figli, a tutta la mia famiglia e a compagnia, Quindi tutti a casa tua? tutti a casa mia. Va bene. Finché sono buona. Ciao, grazie. Prego, ciao. Ciao Marco. Ciao, Crive. Ciao. Ascolta, ma com'è che passerà il giorno Pasqua? Guarda. Dove? Ma so che cazzo hai deciso se andare o a Sharm el Sheikh o a Marabogliao, ma penso che passerò in famiglia. Ascolta, e Venerdì Santo? Una santa tradizione, pesce, e quindi rispettiamo la tradizione. Un ragazzo tradizionalista. Ciao a tutti. Dove hai intenzione di passare la Pasqua? Pranzo con la mia famiglia, pomeriggio girettino al mare se c'è bello e la sera si va a ballare. Ah, grazie. Buonasera, Buonasera. come passate la Pasqua quest'anno? Mi hanno tanto perso da fare questa giornata. Sì? Mia vaga messa mattina e poi andare una maiglia, va bene? Ciao papà, veglia. Ciao Peppe. Un saluto alla famiglia Cattin, come passerete la Pasqua? Ciao. Come la passerete? In casa? In famiglia, in casa. Va bene, da mangiare a volontà. Tanto. Saluti a tutti. Ciao. Che novità? Sì, ho capito, aspettiamo e ora. Ma sa fine un altro film media. Fema Xica, l'ultimo che arriva camionero, corsa, appaga a bere. Ragazzi, come abbiamo detto più volte nella scorsa puntata, noi siamo andati al Dancing Dinosauro. Sì, una grande serata, il veglionissimo dello sport, e noi di Teleportoglie ci siamo divertiti, Sì, abbiamo fatto la nostra porca figura. Dici? Vediamo. E di pensiero. Forza! Direi che l'applauso basta, adesso ci può. Magari ti metterai scritto il TTT. Bravi ragazzi! Sul bene palmo! Oh, forti, siamo stati proprio forti, Sì, siamo stati bravi. Ma in ste 2 mani è fatto bene. Mi? Svetlina. Speri che sono andato a girare ragazzi, va butti che ho in testa. Ma poi voi hai fatto un bel lavoro, sì. Via. Sarà stato un casino di robe che è successo a Porto Toglie in ste 2 mani. E gli uso fischione. Flash news per voi! Con
grande dispiacere da parte dei paesani, da giugno 2016 chiude la scuola elementare di Polesine e Camerini. Porto Tolle 2010 vicinissimo al titolo di campione nel campionato di seconda categoria. L'Ipsia di Porto Tolle è la vincitrice della quinta edizione del concorso per le scuole tutela del patrimonio veneto. Rubata una motopompa in piena mattinata nella sacca del Canarin. Tornano con il loro TG, i TPT, con Che Novità, tutte le settimane insieme a voi. Grazie ragazzi per le flash news. Ascolta un Pia, a te va a mandarmi, ma adesso te la fa spia domanda. Ma ti sta smana, sa fatto. Mi sono stato sul water 2 settimane, però ho pensato a tante robe, il futuro dei teleportoli, a tante robe, ma poi in Italia, anche è una gran crisi. Abbastanza. E a Porto Tolle, cioè, mica vuoi vedere i nostri fans che ci mandano le loro foto mentre sono sul posto di lavoro con l'hashtag Che Lavoro. E a questo punto vediamone alcuni. Cari amici, vogliamo dedicare nel nostro piccolo un pensiero alle famiglie delle studentesse dopo quanto accaduto in Spagna. È doveroso anche un pensiero alle vittime degli attentati a Bruxelles. Ma adesso torniamo a noi, il bonus di questa settimana è l'Armanda. Salve amici e bentornati con l'appuntamento mensile dell'Armanda con Magnà e V. Questa settimana il menù è pasquale per grandi e piccini, risi e latte. Ragazzi, ebbene sì, ingredienti: latte, riso, zucchero o sale, dipende dal piacere vostro. Ragazzi, dopo aver aspettato che il latte sia buii, dobbiamo inserire il nostro riso e lo inseriamo. Ecco qua. Mia vaga 8 con la quantità perché chiuso le mie bocche. E intanto che scuoce il riso, armissiemo perché? Perché se no stacca la teccia ragazzi. E andiamo avanti e inseriamo anche il nostro cucchiaio di zucchero o sale a piacimento. Eccoci qua amici, tutto pronto. Ecco qua. Ragazzi, piatto sfizioso, risi e latte bei buienti. Eccoli qua. Ora tocca mangiare anche a me e quindi dall'Armanda che la tira più una panda e spesso e volentieri la tira in banda, la mudanda, è tutto. Alla prossima, a voi studio, ciao! Grazie mille Armanda, siamo arrivati al momento dei saluti! Ma prima qualche anticipazione per la prossima settimana. Ritorna Medicina 33. Tema scottante, unioni civili. E ritorna il signor della... E ora vado avanti. Il signor della volta con le sue pillole di storia. Ma, cosa più importante, foto. Mandateci le vostre foto con l'hashtag Che Lavoro. Ragazzi, ricordatevi di cliccare mi piace la nostra pagina Facebook di Teleportole. Condividete i nostri video e siamo anche su YouTube. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Melanzan, it's so funny, man can find a good salam. Melanzan,